vorrei chiedere a Papa Cerno, tu hai parlato di confraternite, poi siccome noi nella tradizione sarda anche abbiamo la tradizione di questa confraria nei paesi, soprattutto anche nelle città, a Cagliari si organizza, le confraternite organizzano le celebrazioni pasquali, i riti della settimana santa. Ecco, ci puoi parlare cosa significa per voi confraternita e come viene vissuta la vostra fede in questa confraternita? Io posso dire questo, perché da noi in Senegal ogni persona musulmana sa che c'è questo problema di confraternita, perché ci sono alcuni che si chiamano Tijania, altri si chiamano Muridi, altri si chiamano Khadria, ma tutti sono musulmani e credono a Dio. L'unica cosa che fa la differenza sono i nomi, ma usano tutti il Corano, fanno tutti quello che fanno i musulmani, che siano tunisini, marocchini, come le preghiere, fanno tutti 5 preghiere, tutti uguali, con il Corano. Soltanto i nomi differenti fa la differenza, e poi un tipo di wirda, non lo so come si dice in italiano, rosario per i cristiani, per i musulmani si dice, per i Tijania dicono wirda, Tijania in Senegal, invece i Muridi hanno un altro tipo di fare questa cosa, che non è uguale come fanno i Tijania, neanche è uguale come fanno i Khadria. Si sentono bene perché ogni confraria del Senegal ha una giornata, per esempio per l'anniversario del profeta Mohammed. I Tijania li festeggiano un giorno, i Muridi li festeggiano lo stesso giorno, però settimana dopo. Il Khadria è uguale, ogni confraria ha un giorno da festeggiare. Allora capita che ogni festa si vanno tutti gli altri confraria insieme a passare la festa insieme, tranquillo, tutta la notte, perché in genere li fanno la notte. E molti tra di loro si sposano tra di loro. Una famiglia Khadria, per esempio, dalla figlia a una famiglia Tijania o una famiglia Muridi, e non ci sono problemi. Io non ho vissuto questo problema e non l'ho neanche visto nella mia vita, che ho fatto l'Internet prima di venire poi. Mi sento tranquillo con questo, perché c'è sempre il dialogo tra confraria musulmane in Senegal e anche tra confraria musulmane e cristiani, diciamo, perché se mi ricordo bene l'anno scorso è venuto un capo religioso Muride, la confraria Muride, qua in Italia, a Roma precisamente, a vedere il Papa. L'ha incontrato e hanno parlato, l'ha ricevuto a Roma, il Papa, e hanno parlato di questa forma di dialogo tra musulmani e cristiani, anche l'hanno fatto vedere alla televisione, perché io ero qua a Cagliari, l'ho visto alla televisione tardi, e penso che non ci sono problemi, non ci saranno problemi tra confraria in Senegal o tra musulmani e cristiani, perché io dico basta credere, come l'ha detto la ragazza che era seduta qua, perché ognuno di noi sa quello che crede dentro di te, e soprattutto quando dici che sei musulmano, la prima cosa
per me la prima cosa da fare con le vicini, amici, parenti, bisogna rispettare ogni persona che lo conosce o non lo conosce, bisogna rispettare queste persone, soprattutto le persone anziane, perché questa è un'educazione di rispetto che si dà da noi in Senegal per i musulmani. Un giorno, ricordo una storia, perché un giorno io abito a Terratis, perché da noi ogni volta che c'è uno nuovo abitante nel quartiere entra in ogni casa a salutarsi, farsi presentare, farsi dire che il nuovo è arrivato, conoscere tutta la gente vicino a casa. Arrivato a Terratis, adesso poi sono venuto da 3 anni, ho pensato a fare questo, ma non ho potuto farlo perché la prima settimana uno compaesano, come diciamo, ha avuto un problema con una signora che è una vicina di casa e io sono uscito, gli altri vicini di casa sono usciti, stiamo parlando e io l'ho spiegato, guarda, perché io penso che siamo tutti uguali, soprattutto siamo vicini a casa, penso che non si dovrebbe avere problemi, che io ho la pelle nera, pelle rossa, scusate, non è per spiegarvi, ma non si dovrebbe essere problemi, perché se fosse in Senegal, il primo giorno io entravo in ogni casa a salutare, presentare, perché dobbiamo dire, se mi sento male, diciamo, se mi sento male lì in quella casa, i primi a arrivare sono i vicini di casa, non la mia famiglia che è lontana. Allora, meglio essere tranquilli, vivere bene, tra di noi e tanti. Scusate. Qualche cosa da imparare lo dovremmo avere dalle confraternite musulmane del Senegal, la diversità che hanno nei riti, nelle celebrazioni, come ci hai detto bene, arricchisce e favorisce la comunione, la festa, si moltiplicano le feste. Dovremmo anche noi essere capaci di questo, forse. Noi non siamo molto bravi a fare festa, no, dicevo che il nostro problema a volte è che non siamo bravi a gioire insieme a far festa insieme, a far penitenza molto, almeno a fare festa, il cristianesimo è un po'. Beh, soprattutto la testimonianza che ha detto, cioè sicuramente anche noi abbiamo vissuto, forse ricordi di chi ha la mia età o più in là, da bambino nei paesi, la cultura della reciprocità era naturale, quello che dici tu, no? Nel vicinato, vicinavano nei paesi, ma nel piccolo quartiere dove tutti si conoscevano e i primi a essere solidari, a soccorrere, se c'era una necessità, a intervenire erano proprio i vicini. Questo è un po' il nostro mondo ricco, occidentale, un po' la perduta, perché viviamo in palazzi o a volte in condomini orizzontali che sono come palazzi, non si è capaci di questo. Qualche altro intervento? A noi no, possiamo dire.